L'alternativa al contenimento è il coprifuoco, lo potete scrivere che ve l'ho detto io. L'alternativa a questo al contenimento, se non ci sarà, è il coprifuoco. Le proiezioni sul contagio da coronavirus sono in crescita e se non si seguono le regole ci sarà il coprifuoco. Il presidente della regione non usa mezzi termini perché a fronte dei tanti veneti che seguono le regole si continuano a vedere troppe persone che escono di casa. C'è chi va ad incontrare parenti o vicini, chi a passeggiare, chi a fare jogging, un giro in bicicletta. Oggi complice anche la bella giornata in parchi, argini e piste cicle pedonali, se ne sono viste tantissime, o a fare la spesa più volte al giorno anziché concentrare gli acquisti. È una vergogna, peraltro guardate, io sto anche pensando di proporre, ve lo annuncio, anche un inasprimento di alcune attività, tipo quella dei parchi, dei campetti giochi o quant'altro, perché è pur vero che i ragazzi c'è spensieratezza, è nel DNA ed è bene che sia così, ma immagino che tutti i ragazzi che vedo abbiano anche dei genitori a casa. E vedi se tuo figlio esce vestito per andare a giocare a calcio piuttosto che a pallacanestro. Penso che questo sia un tema che dovremmo affrontare e quindi andremo a inasprire, non escludo di fare anche un'ordinanza su questo. Altra questione è quella di chi in questi giorni difficili deve continuare a lavorare. Dopo l'approvazione del protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, dove devono essere adottate tutte le misure previste per la tutela della salute dei dipendenti, il governatore ha annunciato che domattina partiranno i controlli degli Spisal. Vi annuncio già che abbiamo dato mandato a tutte le Spisal del Veneto di iniziare da domani mattina un controllo, diciamo collaborativo ma a tappeto, di tutte le aziende, partendo dalle aziende più strutturate, rispetto all'utilizzo dei dispositivi e della messa in sicurezza dei lavoratori. Ho chiesto che non si faccia sconti a nessuno, non è uno stato di polizia, però è pur vero che prima viene la salute dei nostri lavoratori.